Un momento di comunione, di religiosità, una preparazione al Natale per i rappresentanti delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, dei militari. È un appuntamento annuale, un bel appuntamento annuale questo della convocazione in preparazione al Natale. Da parte delle forze armate, delle forze di pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, un po' di tutti quegli uomini e quelle donne che sono al servizio della sicurezza su scenari diversi. Dalle missioni di pace delle forze armate alla salvaguardia e al controllo del territorio delle forze di polizia, all'attenzione dei vigili del fuoco quando il loro intervento è richiesto, non solo per la piaga degli incendi, ma anche per tanti soccorsi, direi quasi domestici. Per tutti una presenza importante nel nostro territorio, con quel tratto riconosciuto un po' da tutti, con quel tratto di umanità che conservano, custodiscono e diffondono gli uomini e le donne che svolgono questo servizio. Qual è il messaggio che il pastore della Chiesa agrigentina dà a loro? Siate custodi e portatori della pace. Negli scenari in cui vi trovate a operare, che possono essere, ahimè, quelli della guerra, e ce ne sono troppe in questo periodo, guerre, quelle conosciute e quelle sconosciute. Pensiamo all'ultimo scenario, che è quello tra Gaza, Palestina, Israele, quello dell'Ucraina, quello del Sud Sudan, fermo l'elenco perché l'elenco, ahimè, è lungo. E non perdete la fiducia di fronte alle situazioni in cui ciascuno di voi si possa venire a trovare. Un momento di preghiera, di raccoglimento per uomini e donne in divisa. È così, questo è un momento in cui si fa famiglia, si fa comunità e si crea la coesione, quella coesione che ci fa unire attorno all'altare per attingere dall'unica fonte che ci dà forza e naturalmente quel coraggio per fare meglio nella società, soprattutto nell'aiutare il prossimo. E coloro che appunto indossano un uniforme e una divisa già lo fanno, perché attenzionare il prossimo già è una preghiera. Un momento di comunione e riflessione per le donne e gli uomini in divisa. Sì, è un momento fondamentale. Oggi qua ad Agrigento si sta celebrando la messa organizzata proprio dall'Interforze. Come hai detto poco fa tu, è un momento di comunione, di unione, in visione anche delle festività natalizie, in un momento storico e politico anche così importante, dove in ogni angolo del mondo c'è sempre, ahimè, una guerra.